Noi sulla questione dell'urbanistica ci siamo divisi in regione. Il centro-sinistra si è diviso in regione sulla legge urbanistica e siamo caduti sulla legge urbanistica. Bisogna che ritroviamo tra noi forze politiche, tra noi che diciamo che immaginiamo una città in un determinato modo, una cura e un'attenzione nei confronti degli interventi nel centro storico così come nell'ambiente, tali che poi si sia conseguenti rispetto a ciò che affermiamo nelle aule, nei dibattiti, nelle istituzioni. Perché noi cadiamo e abbiamo consegnato la regione Sardegna al centrodestra dopo a Cappellacci e alla P3, non a Salvatore della Parte, a Cappellacci e alla P3. Ora, dopo il PPR, noi non abbiamo una legge urbanistica, o meglio ce l'abbiamo che è quella vecchia, non abbiamo la nuova legge urbanistica. Abbiamo a Cagliari un PUC che non è adeguato al PPR, quindi abbiamo lo strumento più generale, da cui il piano particolarizzato del centro storico di cui stiamo discutendo oggi è una conseguenza, o meglio è un piano rispetto a una pianificazione più generale dato dal piano urbanistico. Ora noi sappiamo che il piano urbanistico del Comune di Cagliari non è adeguato al PPR ed è stato sistematicamente stravolto per consentire a pochi di costruire, qualche volta di speculare, per creare immobili che hanno costi che si aggirano sui 5.000-5.500 euro a metro quadrato. Sul piano del centro storico, perché portano il piano questa settimana in discussione, avendo telefonato oggi ai consiglieri comunali, avvertendo i consiglieri comunali che il piano era nella loro disponibilità. Oggi, da telefonata. Io lo sapevo, avevo visto non il piano, perché le linee guida noi avevamo, non avevamo il piano. Quindi eravamo all'oscuro rispetto a ciò che doveva essere la reale ricaduta del piano sul centro storico nei voti urbani, ad esempio. E basta sfogliare i sistemi di intervento, non ce n'è più vuoti, sono tutti pieni, li riempiono tutti, con immobili, con palazzine, senza dirci prima qual è l'idea di città, cioè lo sviluppo della città. Passa solo ed esclusivamente per il mattone, oppure passa per la qualità della vita, per il benessere delle persone e quindi anche per riempire gli spazi vuoti con persone, con quegli spazi destinati a usi pubblici, con luoghi di aggregazione. In Castello immaginate che ogni vuoto dovrebbe essere riempito da una palazzina. Non c'è un'area verde in Castello. Non c'è uno spazio neanche dove un ragazzino possa giocare a pallone. Le piazze sono occupate dalle auto, i vuoti verranno riempiti, quindi c'è un'idea di città che è solo ed esclusivamente che, nuovamente, pochi possono costruire. In Regione da poco, prima delle vacanze natalizie, abbiamo votato degli interventi sul piano per lo sviluppo della Sardegna attraverso il rilancio del settore dell'edilizia, cosiddetto errato piano casa. Nel piano casa, perché lì passa la filosofia, a voto segreto abbiamo bocciato una norma che consentiva la possibilità di rendere come abitazioni i seminterrati, i garage per intenderci, con un sistema di ventilazione e con un sistema di areazione. L'uomo ha smesso di vivere nelle grotte da tempo, è bene che si dia più dell'aria e della luce. Racconto questo perché è importante sapere cosa sta dietro, perché altrimenti non si capisce perché oggi questo piano e perché i voti urbani oggi da riempire. Ciò che sta dietro il piano è l'idea che, approvato il piano casa cosiddetto, si sono accorti che c'era un elemento che impediva la speculazione. Il fatto che c'è una legge nazionale che comporta che tot abitazioni abbiano tot parcheggi.
va da sé che se io intendo riempire tutti i vuoti con un po' di magazzini sotto e con molte abitazioni sopra, da vendere ai milionari pochi, è chiaro che ho bisogno di non realizzare parcheggi. Allora, a tarda notte abbiamo votato, noi comodi, perché non ci potesse essere la possibilità di monetizzazione. Siccome è passata, quella monetizzazione consente la realizzazione dei pieni laddove ci sono i vuoti, monetizzando, niente parcheggi, e ci dicono che però le auto sono un problema, allo stesso tempo utilizzando incrementi volumetrici, in barba a qualsiasi norma, in barba a qualsiasi legge, in barba a qualsiasi criterio, per cui l'uomo è vero che tende a Icaro, però verrebbe da dire che alcuni ignoranti è bene che non volino, anzi, sono terra a terra.